Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos stimaus, oi pure us abivi impari una puntata nuova de Maistus e eus a intrare in su mondo des festas, dunque de su ballo sardo, con Cristiano Cani. Cristiano Cani è proprio un maestro de ballo, ha fatto studi di ingegneria, trabalha in questo mondo, si sta appassionato già da più di 25 anni a questo mondo del ballo sardo. E dunque adesso ha fatto tutta una cicca di fotografie, di documentazioni storiche dell'800, del primo anno del Novecento e tutto quanto. E collabora con il gruppo folclorico su teneri 78 diverse scuole di ballo, poi tampare i ballo che tu conosci bene di tutto la Sardegna. Dunque questa puntata di oggi è una puntata di importo umano, perché si porta di adesso a entrare in sul mondo, commenti si arriva da oggi, in dite oggi, a ballare sul ballo sardo. Come usannai con Cristiano e Totto, pensando sul ballo si imparaia da Castiglione di Salto, poi in mera sprazia non si balla proprio sul ballo sardo, si sta tornando a cominciare, c'è di adesso un bello movimento, in tutta la Sardegna, però è bene che ci sia pure questa scuola, come te gusta di Cristiano Cani. Noi siamo andati in una delle scuole che si di Cristiano, poi si è portato a Semini e andai a vedere questa è la sede del suo gruppo, del suo coro polifonico campidano di Semini e Totto, che una volta a gira diventa la sede della scuola di Cristiano Cani. Dunque andavo su un pari a vivere questa esperienza e a conoscere commenti, si fa una lezione del ballo sardo. E dunque in Sattobio de oggi guardiamo delle cose belle della terra nostra. Oggi guardiamo della musica che accompagna su ballo e su ballo sardo, su ballo di tutta la Sardegna. Siamo in noi con un maestro Cristiano Cani in un luogo troppo bello, questa sede. Ciao Cristiano. Dunque, questo luogo bello, che è questa sede? Tu lavori a noi, organizzi a noi? Questo è uno è una serie che va a un divario Sattobius de ballo, una rosa poi non mi piace ad una scuola. No. E noi siamo a Semini, in una strada antica, dove ci viene a Svaccasa, e questa è una strada antica, un posto veramente spantoso. Sì, è un apposento troppo bello. E noi c'è la sede, mi pare, del suo gruppo. Da Sozio Folk Campidano. Sì, che tiene su coro. E tu, dunque, sei cominciato a dirci, devo appunare che hanno poi questa trasmissione, che oggi abbiamo attopiato con tu, poi conosci meglio questo mondo del ballo sardo. Poi sul ballo, iniziando, si imparaia da Aici, in sprazza, certo. ambiente smando, schibadanta, e a pago, si poneva a badare se tutto. Invece sicuramente non è sempre oggi non è sprosaici. Dunque, la gente può badare, andare in questa a Tobio, in scuola, andare sicuramente lì tu. E tu vai, bene, se noi in Assemini, e ogni gira, come funziona? Una dia a gira, vengo in Assemini, un'altra dia a gira, bando in un altro luogo, da altri che tenete preso per ballare, di passioni. E questo che faccio deve trasmettere questo che conosco. Certo. Devo cominciare a ballare 28 anni fa, 30 anni fa, in Seul, dove vive un amico che è un fratello con me. E in Tunisia ho imparato il ballo di Seul, mi piace a me. E pago mi sono informato, poi cominciavo a girare in sbida della Sardegna, conosci il ballo in soro. Poi ho conosciuto un'altra persona che per me è importante, che è un maestro che mi ha imparato a ballare, è Tonino Bono. Ma con Tonino Bono tu hai cominciato in questa scuola, cioè a imparare su balla gente che non tenia da fare. Con Tonino Bono ho cominciato in Domusua. Poi c'è bene questa idea di fare questo attobius de ballo con Tonino. E ho cominciato
in Pauli, in una palestra, e a pago questa cosa si ingrandia, e de Pauli si andava in Pirri, a San Giuseppe, e poi in Castello, a Molino Beccio, in Saria 3, che oggi non esiste più, sono tanti boccarà del mese, come si dice. La cosa bella è che in questo autobus del ballo arriva gente di ogni luogo, studenti delle università, chi va anche sul ballo del sabato. Infatti, da questo ti vorremmo domandare, chi è che bene noi a baldare o a imparare a baldare sul ballo sardo? Cioè, chi è questa? E t'avanti, te dati denti? Contami questa cosa. Allora, sì, poi la cosa bella è che in zona di Castello, in Campitano di Castello, è tornata questa gana di badai. E sa gente, di ogni età, tenere su picciocchetti, tenere su sedati nostra. Tu, a quanto te sono mera pur beccio. Calincuno pro smanno puro, che tieni questa gana di imparare, di conoscere. Adesso è una cosa bellissima. Questa cosa più bella, secondo me. Cristiano Cani hanno 25, 28 anni, su 30 anni, su che bandare si buoni, a ciccai, is cose antiche, adesso ballo sardo, mi pare, di tutto questo che sì, ha cominciato a studiare, poi volevamo informare. Tutto questo che è succede in Sardegna in tutto 800, su certo. 900, se tutto canto. Tu tutte queste cose da sconosci, sai? Questa cosa da trasmetto pure a gente che vuole bene a autobus mio. Questa cosa, a un certo punto, se non ricordo male, nel 2016, vonti raccolta di un libricino che è fatto con la Sottosimponia, che è in un altro luogo dove vado a fare un autobus del ballo in Pirri. Ma questa cosa poi è patrimonio di Dottus. Certo. Ha deciso di fare un blog e pone tutta questa informazione ogni volta che ha gatto qualunque informazione da dico e da pongo in questo blog che è Balli di Sardegna. Bellissimo. Oggi, dopo un anno di spettatori della radio televisione sarda, che oggi è un paio speciale questa registrazione, voi state neuso, e non ogni tanto succede, ma oggi per questa occasione c'è proprio su suonatori, l'organettista, c'è Pietro Danda, e dunque si da suonare tutto. Sì, capita mera volta che in questo autobus arrivano amici suonatori, po' amicizia, po' si spaziare, non mi piace andare a scuola, per me è una razza. È una razza, infatti c'è uno che non va andare a scuola, c'è Tonio Spiga che è maestro Tonio Spiga, assolutamente, il maestro del campidanese. Oggi non è mica sciente, oggi è maestro degno ad allievo sicuro. Oggi è allievo? Certo. Anda bene, ti ho lubito, questa me è stata a dire mi fa un patente che anche cosa, non credo che sia da allievo. No, è... Dunque, come ti funziona da Sattobio, sa lezioni, e t'avvadeso, cioè tu ti conta. Ponendo a mente proprio cominciamo su una lezione. Ponendo a mente che in pratica ci viene bravo, meno bravo, Camboni, come ti in Castello. Hai c'è in Sattobio scrive su Deo. Non c'è, a me non mi importa la perfezione. A me cosa che mi importa è tutto sul resto, su coro, s'anima, del su ballo. Devo sempre, tu sei buona a badai quando ballas, devo mi alza a ballare con tu. Poi a me piace a Tibiri. Bella questa cosa. Questo mi piace. Questa è una cosa bella. La perfezione dalla stauso in scuola di danza classica. Certo. Su ballo per me è una cosa che deve essere spontanea. E su masco chi balla su ballo, poneso in mente su campi danese, deve floreggiare su basso e non ci verrà uno uguale a Satro in Sabrazza. Certo. E questo è su che ci cudeo. Logicamente, dipende castigare a me. Certo. Come ti narrò tu, in Sabrazza uno scioperà. Però poi quando balla fai questo che intendi disso. Questo che faccio Deo è che do una fondamenta del ballo, certo. ma
se vuole imparare bene questo ballo, deve andare in questa vita di questo ballo. Certo. E lì dove perfeziona. Ecco, poi tu, io ti domando, ti Sì. piri qualcosa, ma tu a persone che venite in noi, disimpara, se ti fai video, profai, tutto il ballo di tutta la Sardegna, campidanese, ma non scegli campidanese, Certo, no? certo. E devo fare scegliere questo ballo che ho imparato in questa vita. Ah, Ad esempio, su Scottish non lo conosco, quindi non non lo lo fai. non lo faccio. vabbè, poi su Scotto si arriva da No, ma per esempio, non è una cosa che ho imparato. in moi, potevo cominciare a fare, diciamo, campidanese, Certo, ballo campidanese. certo, e come ti comincia questa lezione? Fammi, Dio mi monta. Posso campidanese è una cosa un po' particolare perché è un ballo mera particolare, è un ballo che tenere mera passus rispetto a altri balli che tengono un ballo pasia, un ballo pro l'estro, pro brincare, come si dice. Potete più seguire in nota della Launedas tengono una zonada che è composta da nodas, tre nodas, avanti una picchiata, e a Savini da questa picchiata pure resti che cambia su passo. Sì. Ma noi dobbiamo agattare in una nota musicale questo cambio, certo. Esatto. E vai esibire qualcosa a noi. Certo, se Pietro ci può accompagnare Pago Pago, devo far subire... Quindi poco dei noi, ci... Se cominciare a Pago a intendere questa musica. E si incomincia, da passo e 13. 1, 2 e 13. Avanti, a destra, in 3. 1, 2 e 3. Poi ricambiare a passo torrao. Iniziando il bando innanzi. 1, 2, 13. 1, 2, 13. E torro a passo e 13. Questa cosa importante è Susanzio, questo tremorio è mera importante. Su masco tu vuoi floreggiare su basso. Sa femmina no. Guai. Sempre un passo elegante. Se schina si strentage, come ti narauso. E poi, questa cosa che mi importa è bere questa passione, su pregio. Sta sonata, paga a pago, aumenta l'importanza e come fai questa sonata noi dobbiamo seguire questa musica. Mi serve una compangia. Prego. Quest'altra parte. Si accompagna sempre a destra. Sta presa in maniera importante. Questa sta ici. Questa quando devo lo fai froriggioso. E puoi essere libero di fare. E si accompagnerà sempre con questo passo però.
Cambia su passo a duso. Un altro passo del tuo campitaneso. Cambia su passo di nuovo. Torrao passo e tresi. A passo torrao. Torrao ad uso. Presi. Questo Fontes Furias. Passo appuntao. Sempre importante posso su ballo. Torres Furias. E torna a passo e tresi. Uno che fa sempre passo e tresi non sbaglia mai. Adesso ad uso. Devo non sciù come ti sono, quindi non sciù che è sul momento in cui devo cambiare il suo passo. Posso sbagliare, Se faccio il passo sbagliato, parto dopo. In moia può sbagliare, ma mi sono corretto. Capita che quando froreggio sul ballo, perdo sul passo. Come ti faccio? Continuo fino a che non agatto sul passo giusto. Esempio. Agattavo e torno indietro. Può sbagliare, ma nessuno dà visto che può sbagliare. È fatta Icci. Ma dovrò fare tutto si impari. Certo che è bello che tu conta sarà tutto questo che sei facendo e se la gente poi comprende di adesso, il tradotto devi fare in ogni momento. Devi seguire questa musica, questa sì, è importante, devi conoscere questa musica. Su Campitaneso de Bruso. Ma è vero sicuro che... Poi penso che il Campitaneso è un montone nota, sai, dunque sai, tocca da ogni nota è un'auga d'orra da un passo. Sbagliavo una cosa. Poi mi sono agattato, scetti, quando è passata, che devo cambiare il suo passo. Ma è vero sicuro che non tutti i punti uguali. C'è chi necessita di 1, 2, 3, c'è chi in un minuto impara a ballo, c'è chi ha bisogno di 3 anni. Ma poi, sicuramente noi penso che ci sia gente che sta convincendo, ma che balla di me e tutto. Te ne ho finza se una vipiedda troppo, che è troppo bellicetta. Cosa vipiedda? Che canto cosa vipiedda? Quando c'è sta zonata? 6 mesi, canto teni?
5 mesi. Quando intende questa musica, si vede un pregio. Dunque, potevo andare che uno scanteanno se poi il sapuro adesso con tu in noi. La mamma... Brava, no. Dunque, fammi bere con isso, ci Poi chi sei su ballo in Parisi. Tornato a fare vai a Pietro su... Sì, uno capitaneso, sì. Tocca, voi devi fare straordinario. No? Pietro, quando volisi, partisi. Sì, questa musica... Queste introduzioni. Qualcuno vuole partire a introduzioni, chi vuole partire al suo momento giusto, parte al suo momento giusto. No? Anda bene su proprio. Ora. Sta conca, sta schina. Su va su piticheddu. Barroso su. Si gira da sempre, il suo ballo. Però non sbagliare che devo correre giocare in culo, boh. Il sbrazzo sempre in Parisi, Si Calincuno non si ricorda Calincuno una cosa, Castiatto ne lo spiega. Anda bene aici, bravos. Noi ci verrà. Ok. Bello, bello, interpretavo aici, bravos. Aduso. Avanti, indietro. Presi. Chiuso. Presi. Furias. Presi.
Furias. Passaduso. Duzo. Treze. Bendi. Boh. Bravo. Bravo. Beh, bella. Punti bravo, non c'è bisogno di... Punti bravo, stotto. Ma c'è gente che è in parenti di pago, eh. No. Ascolta una cosa, ma... silenzio per cortesia. Ascolta una cosa, ma una cosa che mi voglio dire è quando tu prova sei ballo su Tari Possonai, questa zona del Nucolo, questa baronia e tutto quanto. Ma poi, con sei iscritto su questo che frequenta questo corso scusato qua, andai in questo luogo. Capita che si accattava su... Poi questo luogo ancora si balla certo, su ballo di prazza, no? Ma c'è Pietro Tanda, ma ha detto una su proprio. Ma ti picavo passare leso a me. Ah, bella questa cosa. Mantenevo si ferma e mi gravo. Dunque, in sabato su una cosa, in sabato dopo si fa una bicchierina. Sì, una bicchierina. Tocca da fare. Pietro. Non fare una Però bicchierina. questo è stato un complimento umano per me. Poi ci punti tutto questa festa che avanti in Sardegna e ancora oggi si balla su ballo di razza, non in ogni abita. Sa cosa più bella è andare in bida e badai. Non in ogni abita, non saperirare, poi ci punti sempre il gruppo folcloristico. Tu impara a pure al gruppo folcloristico, se mi pare. Tengo collaborazioni. Collaborazioni. E noi ci punti, ad esempio, per esempio sul gruppo di Serramanna, andi a fare una toppia di ballo con Istoso. Ma anche con Muristeni, con il grosso gruppo di Eugianas, ma sempre Aici. Bene. Cioè, devo voler fare su balle braccia. Però in voi fate una cosa, sicuramente è un nauca, tu impari a non fai si provare, tutto ballo di ogni luogo di Sardegna, potevo fare un ballo, te ne posso una Vasso Torrao, una cosa. Però fai una Vasso Torrao? Vasso Torrao. De bitti. Passo torrato vizzicheso, torrato a Savizzichesa. Questa è bello ad un omenaio commenti non omenaio. Daniele, cos'è il passo torrato? Un passo torrato vizzicheso. Tengo amico so che posso suonare. Dunque, una cosa che mi voglio dire. Mi piace questa idea di biri sa lezioni di ballo con tu che balla e conta se cose che ti vai. Dunque, se mi da praci, moi a fare questa propria cosa e ci piuso. A pubblico ci piace nessuno che non ha ballato prima. Potevo fare... Sì, ma la questione è che siamo mera. Troppo, no. Quindi, bella questa cosa. Chi non se la sente? Andava bene. No, non andava bene. È bello che ci sia 10 bella ma gente. Ma da Punao chi non balla la castia, poi tentero. Andava bene. Inizia, fammi dire come testi sa lezioni che hanno andato questo attopio su ballo a Pastorrao. Comincia tu, Perfetto. Allora, tengo un mero amico su inviti che mante imparato su ballo in solo e su ballo esti un passo torrao. Su passo torrao esti uno dei ballos della Sardegna
che in passato si badanta con su accompagnamento a tenore. Su tenore cantata poi ballus a salestra o a saseria. E questo vi era un ballo cantato a saseria. In Savini del 1800 arriva il sorgonito, su sonette, come te donaranta in Barbagia, e si era accostato a su tenore e si può badare pure con su sonette in moi. Su ballo commentesti. Punti, due movimenti a manca e uno a destra. 1, 2, 3. Uno basso andrà e s'altro sigiri. Uno basso andrà e s'altro sigiri. Uno andrà e s'altro sigiri. 1, 2, 3. C'è sempre Sosanzio che è diverso dal suo campidanese, ma è sempre uno tremolio. No? 3. Su basso è sempre aici e ci fonti avanzate. Così come il bando va tranquillo. 1, 2, 3. Lo faccio in antisi. 1, 2, 3. Canto porta do faccio, canto mi dover mettere sta braccia. 1, 2, 3. A Savini, quando bollo acabare sta avanzata. 1, 2, 3, 2. Chinuso e poi torro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E poi torno a badare come abbiamo prima. Questo è sul ballo. Fatta ci vari facili e tutto. No, non è facile. Infatti, come tu contasto vari facili, ma... Per me è facile, poi ci sono 30 anni, fa in dito. Infatti, dobbiamo insegnare, pari una cosa che va, però dobbiamo provare, ma non è ci facile. No, sta cosa particolare è che ognuno che lo spiega in una maniera diversa da Sato. No, ma è bella, infatti mi pare facile, pure basta, posso fare io pure, invece non è sta. E insomma, io su come ti fai isso su con tu. Se su me era quindi avanzare dovete fare una scelta per etichetta. E inviti davanti bello d'ostao, come ti dice, era sinchino, Come volete, tutte le donne, tutti gli uomini, va benissimo. Mettetevi, chiudete, serrai sul cerchio e magari allarghiamoci poco a poco. E sto uno cerchio, ma anda benissimo proprio, poi s'apposento è lungo. Pietro Canduolisi. Via! 1, 2, 3. 1, 2 e appara. 1, 2, 3. Bello, imponenti. Barroso su. Attenzione. Hey! Pitichedo, di nuovo. Ehi! Hey! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giù, giù.
ricordate questo passo bello piticheddo, non era... Taschina. Hello! Hey! Ottavio, non sei troppo bravo, come ti fa a Castells? Secondo me un te bravo su per sta suonando di Pietro. No, non mi trovo nulla, la bravura si suona. Te pidessi voi gusto. Dunque, una cosa bella è che c'è Mera, Gana, deve partecipare, deve esibire su ballo e tutto quanto. Dunque, se noi, questa cosa bella è che c'è diadero su Gana, de ballai, d'orra, de torrai in piazza a ballare, a fai festa. E su ballo in Sardegna attento sempre un grande interesse, non c'è tipo si spaziai, ma veniva da un importo umano, poi pida, se vuoi via da una moda, poi fai sciri, che uno fa via avanti dei gussa o usatra bida, dunque sa con suo passo, con suo tempo, e tutto quanto. Dunque sa, è una cosa di areruso di importo umano, la cultura sarda, questo che mi importa è anche comprendi questa storia del ballo sardo, questa è la cultura nostra. Su ballo in passato non vi era un divertimento. Certo. Via pure un divertimento, ma non via scetti gusto. Tenere una funzione importante, che vi era gusto di sacattai maschio con femmina. Certo. E via l'unico momento. Infatti organizzai ante i ballo su sempre la zerarchia. Certo, giovani, certo, si ballava a busti sa messa a manna su domenico, su balle missa. Certo. E poi su Battiari, poi Sagoia, poi su Santo de Sabidda, poi Carnevale, Carnovali. Posso Carnovali, certo. E prima si vedeva su contratto e certo. Suonatori. Su suonatori suonai per tutto gusto, disi, si mancava di bocanta una guarra de trigo, certo. Insomma, questo tanta cosa è da donante, certo, questo aveva dei ma poi mi pare, una cosa che abbiamo voluto domandare, mi pare che sta torrendi in Sardegna questa gana del ballare, Deo mi ricordo a bere impari, a fare festa in Deo mi ricordo che finza
10-15 anni fa in zona Castello non ci vede nulla. Se no, se avesse posante fisici. Certo. Ma ci viene gruppi folk. Certo, in Palazzo su Gramo, si parla con il gruppo folcloristico. Poi posso dire che la zona Castello, su Campidano di Castello, è una delle regioni della Sardegna che si bada di Brusio. Addirittura. Assolutamente. Dove suonare poi se lo girando in tutta la Sardegna. In poi Parisi, cristiano dove esisci, su maestro de ballo, ma isso non si perde una, No. da Pattovia uno sciugantotta, non sa delle camerine cosa sua, isso ha registrato tutto. Questa è un'altra cosa importante. È un'altra cosa di importo. Poi con questa registrazione si vede itta succede, come tesse evoluzioni e tutto, dei balli, è importante, poi grazie a questo archivio, certo. e poi un archivio digitale in internet, quindi a disposizione di tutti podinti, scusami, ma è la prima volta che chiesto in sardo, quindi scusami, si caricano voi e non arriverà. Vemo una rendi. Questo video che si spendi Deutonino Bono, vanno a disposizione da tutti. Quindi qualcuno che vuole vedere questo ballo può andare su YouTube e castare questo ballo. Prima ci piacete il videolina, druschizimera. Manco Marisi che hanno esprusaici. No, vabbè, certo, ma... Potremmo c'è Radio Televisione Sarda 1. È meglio, se poi c'è gusto, non preso. E dunque, però questa cosa che si porta di Bruce è che di adesso si torna... C'è una cosa da noi però, se perdi questa regola non scritta del comportamento del ballo in piazza. Ci sono delle cose che devi parlare. E se devi ballare con una compagna che vuole ballare, non si vuole porre tra me e me. Si domanda, e poi si vuole porre o in nia. Certo. Se c'è un ballo d'undo, una logoresa, che comporta la disentrada, non si vuole fare uno cerchio entro il suo cerchio. Certo. Poi ti permette, se a questo si fuori, di badare. Certo. Quindi una volta ci viene da Sobricau, che controllava, certo. Quindi un fusto. Naraso che ci vuole anche una certa educazione, che deve bollo. Chi bene a ballare con me. E dunque da isso duscinte, si dà sconto. Ah, pure? L'uso. Ci malo questo maestro. Ah no. Io a voto su 3 e 4. Pari buono, Cristiano. Bravo. No, di docenti. Che hanno messo un maestro e di adesso. Ci resti una. Tieni 4 in condotta. 4 in condotta. E adesso capo classe, a Pirri. Non ho che c'è, ma c'è in noi. Anda bene. Dunque, no, scherzavo. Certo. Poi a fine corso c'è questa magella. Questo Tobius deve essere un pregio, cose spaziali e tutto. Assolutamente. Dunque, siccome questa trasmissione era di durare 7 mezz'ore, invece mi pare che sia successo di un'ora. Tocca da fare 2 spuntate dei maestri del ballo. Invece non serrao Saici, io ti domando se è possibile, visto che c'è Pietro Danna, visto che lui tanti nauca sei sarulesi. Con suo permesso di sarule. E dunque mi è da piacere, a serrai aici devo dare grazie a tutti voi altri che si partecipavo a questa trasmissione di oggi, grazie a suo maestro. Grazie a voi che siete scioperato per questa bella trasmissione. Tu sei un maestro umano, dunque. Manu può... No. Manno è Grus. Ma non tonto, No. E dunque salutiamo tutti gli spettatori di Radio Televisione Sarda, si piace sapere che bene, con un'altra puntata del maestro della terra Cosa Nostra, e si conosce altre cose belle, dunque se andai a cercare altre persone, che scinti cose, ma funti bravo me, come te bravo Cristiano, adesso conosci a esatto. Dunque si accabava con questa lezione, con il suo ballo, sa bicchierina, Massimo Pinna, poi pone i titoli di coda, tutte queste cose. E adesso sballai in lettura. E tanti questo serve per serrare. Grazie a suo maestro de oggi, grazie a vosatus e grazie a tutto questo su canti si chiusa la puntata de oggi e si fa piacere in spuntata benidoras. Grazie.
Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.